Inaugurazione del Pala Olgiata in campo Olympus, i capolisti contro il Capitolina, 4 punti in classifica. Si pronuncia un match molto equilibrato qui al Pala Olgiata. L'Olympus vuole rimanere in vetta. È l'Olympus che avanza. Prova la conclusione Margaio, la traversa clamorosa di Margaio, poi il tap-in, la palla che termina sul fondo. Ancora l'Olympus che imposta, la palla gestita, il tiro, la grande risposta in calcio d'angolo. Adesso il Capitolina prova la deviazione, il palo clamoroso e poi spazza la difesa dell'Olympus. Grande occasione per il Capitolina che avanza ancora. Montenero si inserisce, prova la palla che rimane lì, spazza via la difesa dell'Olympus. Poi il contropiede messo giù dal portiere, clamoroso fallo da ultimo uomo. Rimane a terra il portiere, abbastanza grave la botta subita e c'è il tiro libero. Parte il tiro e la grande risposta di Di Matteo, si salva la formazione del Capitolina. Poi ancora una conclusione, Di Matteo ancora strepitoso, ancora lì, avanza ancora la formazione dell'Olympus, la palla messa fuori, scarica al centro, conclusione, Di Matteo strepitoso in calcio d'angolo. Olympus avanti in questo secondo tempo, gestisce ancora il pallone, lo controlla, lo mette sulla sinistra, palla in mezzo, Monni! 1-0, Federico Monni, il vantaggio dell'Olympus, la capolista va in vantaggio dopo aver sfiorato più volte il gol nel primo tempo, 1-0 Olympus. Adesso riparte ancora l'Olympus, grande azione di Cannone, salta un avversario, salta anche un altro, ancora Cannone! Risposta di Di Matteo, ma che azione di Cannone, strepitoso! Capitolina ancora in avanti, cerca il pareggio, Montenero sulla sinistra, Montenero calcia, risponde la manna in calcio d'angolo, occasione. Capitolina ancora in avanti, non ci sta, c'è il contropiede, conclusione di Scaccia, palo clamoroso, occasione del 2-0 per l'Olympus. È tutto avanti, adesso il Capitolina a cercare il pareggio, la palla messa lì, De Cicco, la palla sfila al lato, occasione per il pareggio mancata. Il portiere di movimento per l'attacco del Capitolina che perde però questo pallone. Scaccia prende, la porta è vuota, ancora Scaccia, calcia e la palla che finisce in rete per il 2-0 dell'Olympus. La quarta vittoria consecutiva della squadra che vola in vetta alla classifica. Esulta la squadra dell'Olympus. E finisce qui il match. È grande festa qui al Pala Olgiata. La vittoria dell'Olympus, la quarta vittoria consecutiva.